Dove lo mettiamo quest'anno? È la domanda che accompagna spesso la preparazione al Natale nelle nostre famiglie, riferita al presepe. Quale posto assegnargli nella nostra casa, nella nostra scuola, nelle nostre chiese? Sarebbe importante che questo interrogativo non riguardasse tanto la dimensione spaziale, quanto quella temporale, o meglio quella esistenziale, e non avesse ad oggetto il presepe inteso come un'opera d'arte, come una rappresentazione sacra, una bella tradizione, ma piuttosto avesse ad oggetto il Figlio di Dio, Gesù, che del presepe è il vero protagonista. È il cuore del presepe, il cuore del mondo, Lui che si fa Emanuele, Dio con noi. Dove lo pongo nella mia vita? Quanto spazio gli riservo nella mia esistenza, nel mio mondo? Lui non pretende nulla, non sbraita, non fa chiasso, tantomeno fa violenza per entrare. Ecco, io sto alla porta e busso, dice nell'Apocalisse. Ci chiede permesso, ci chiede se può entrare. E quando noi gli apriamo la porta della nostra vita, allora tutto cambia e persino la croce si colora della vita, si colora di gloria, quella gloria del bambino di Betlemme che contempliamo nella mangiatoia. Eccoci allora davanti al presepe dell'Istituto Barbarino, realizzato dai nostri studenti e dai loro genitori. Ed è proprio da qui, cari amici, che vorrei inviare a tutti voi l'augurio di un Santo Natale, perché davvero Cristo trovi posto nella nostra vita. E per dirvelo, voglio utilizzare una frase scritta dal nostro patrono, San Gregorio Barbarino. Famiglia mia carissima, questa è la spelonca di Betlemme, nella quale s'apre il paradiso, da dove Gesù insegna al mondo amore e gratuità. Ascoltate, vi prego, l'annunzio più amabile, pace in terra.